206 carabinieri e 127 poliziotti in arrivo in Veneto. La decisione del ministro dell'Interno Salvini per rafforzare la sicurezza soprattutto a Venezia, Padova e Verona. Allarme spaccate a Padova, oggi un vertice tra sindaco, prefetto e questore. L'ira di Giordani, siamo sotto attacco e qualcosa non mi torna, le opposizioni insorgono. Non si placano le polemiche dopo la mozione approvata in Consiglio Comunale a Verona contro l'aborto. I vertici del PD chiedono la testa della capogruppo Carla Padovani, che ha votato con la Lega. Oggi pomeriggio a Conegliano i funerali di Linda Santa, quindicenne che per 3 anni ha lottato con coraggio contro la leucemia, commozione in città. Arrestata all'aeroporto Canova di Treviso una tennista professionista iraniana con passaporto falso, ha raccontato di essere fuggito dal suo paese dopo essersi convertita al cristianesimo. Blocchi antismog, allarme di Confartigianato, 173.000 veicoli commerciali rischiano di non poter transitare nei comuni veneti in cui è stata vietata la circolazione dei diesel Euro 3. Solo il 2% degli stranieri nella nostra regione dona il sangue, percentuale troppo bassa secondo l'Avis regionale che lancia un appello: siete i nuovi veneti, donate di più. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la nota giunta ufficialmente dal Viminale per il rafforzamento dei presidi di sicurezza in Veneto. Il Viminale fa sapere che arriveranno a breve 206 carabinieri e 127 poliziotti, 333 uomini dunque in più per le caserme. Lo rende noto appunto il Viminale, sottolineando che per quanto riguarda le questure saranno rafforzate soprattutto quelle di Venezia, Padova e Verona. C'è anche una dichiarazione congiunta del ministro dell'Interno Matteo Salvini che dice: passiamo dalle parole ai fatti. E Salvini si è detto anche preoccupato per la lunga serie di furti che si stanno verificando a Padova, il caso Spaccate, con il sindaco che si è detto pronto a scrivere al Viminale. Prendo atto, dice Salvini, che molti amministratori di centrosinistra chiedono aiuto al governo dopo anni di sciagurate politiche targate PD. E a proposito del riferimento polemico di Salvini a Padova e al suo sindaco Sergio Giordani, un vertice in corso a Padova tra il sindaco, tra il primo cittadino, il questore e il prefetto per la decisione di rafforzare ovviamente le misure di sicurezza con nuove telecamere, ma non solo, perché l'incubo Spaccate è sempre più pressante. 35 colpi, ieri è tornato a parlare Giordani, ha parlato di una città sotto attacco, ma anche di qualcosa che secondo lui non torna. Con un'emergenza Spaccate che sta ormai raggiungendo numeri senza precedenti, solo da venerdì scorso a giovedì notte ce ne sono state 7, 34 in poco più di 2 mesi e 142 dall'inizio dell'anno, il sindaco di Padova Sergio Giordani ha incontrato il questore Paolo Fassari, che peraltro ha detto di sentire 2 volte al giorno, e il prefetto Renato Franceschelli per un nuovo vertice che mette al centro un assalto della criminalità che tiene la città con il fiato sospeso. L'esasperazione e il senso di impotenza sono forti. Da un lato il comune, che ha già stanziato d'urgenza 200.000 euro di contributi per allarmi e videosorveglianza a locali e negozi, ha accelerato la procedura per l'installazione di altre telecamere, le prime tra una decina di giorni per arrivare a quota 400 nei prossimi mesi. Dall'altra 10 nuovi agenti di polizia, secondo quanto annunciato dal ministro degli interni Matteo Salvini, dovrebbero prendere servizio a Padova entro la fine di ottobre, mentre per la fine di novembre è previsto un aumento di organico anche tra le fila dei carabinieri. All'esasperazione di commercianti ed esercenti si aggiunge il senso di insicurezza di molti padovani e una polemica politica che si infiamma in un clima di sospetto. Qualcuno che conosce bene la città non è più il balordo, non so chi, qualcosa, chi, non faccio ipotesi, non sta a me a farle, ma c'è qualcosa di strano, qualcuno che ce l'ha con la città, è la città sotto attacco, è una cosa che mi dà un fastidio tremendo, la città è sotto attacco, la città deve stare unita in maniera tale da difendersi. Dopo la spaccata che la notte scorsa ha colpito la pasticceria di via Forcellini della vicepresidente dell'Associazione Provinciale dei Pubblici Esercizi di Padova Federica Luni, il presidente di Ascom Confcommercio Patrizio Bertin, a sua volta vittima di una spaccata appena poche notti prima, ha parlato di ultimi colpi che sembrano selezionati per creare ancora più inquietudine tra gli operatori economici e l'intera cittadinanza. Allora torniamo a parlare, lo ricorderete, del rogo che la notte del 18 settembre scorso ha distrutto la palazzina di via 20 settembre a San Martino Buonalbergo. Siamo appunto in provincia di Verona. Ieri abbiamo dato la notizia che i carabinieri avevano fermato un italiano per questo incendio. In queste ore è terminato da poco la conferenza stampa
proprio dei Carabinieri a Verona. Bene, i Carabinieri hanno fermato Gilberto Felisi, ex proprietario di Felix Moto, la concessionaria che si trovava al piano terra dello stabile. Ed è stato proprio dentro a quei locali che la notte c'è stato prima un botto e poi le fiamme che hanno intaccato buona parte dell'immobile. Vennero evacuati 25 appartamenti e una cinquantina di persone, tra cui 24 richiedenti asilo seguiti dalla cooperativa Virtus, rimase senza casa. Il palazzo era di proprietà proprio di Gilberto Felisi e l'uomo è stato arrestato con l'accusa di incendio e delitto contro la pubblica incolumità. A quanto pare non ci sarebbe stato dietro a questo incendio un gesto di odio razziale, secondo le prime informazioni da parte dei Carabinieri. E restiamo nel veronese, ma andiamo nel capoluogo. Ieri abbiamo raccontato della mozione contro l'aborto che è passata in Consiglio Comunale anche col voto del capogruppo del Partito Democratico Carla Padovani. È una decisione, una scelta che ha certamente suscitato numerose polemiche. I vertici del PD ora attaccano proprio la consigliera del PD. Una bufera politica che non accenna ad attenuarsi e che ben presto ha varcato le mura di Palazzo Barbieri a Verona facendo il giro del paese. Giovedì sera il Consiglio Comunale aveva approvato una mozione della Lega, sottoscritta anche dal sindaco Federico Sboarina, che dichiara Verona città a favore della vita e sostiene associazioni cattoliche che mettono in campo iniziative contro l'aborto. Il testo prevede tra l'altro di inserire nell'assestamento di bilancio finanziamenti ad associazioni e progetti che operano nel territorio e promuovere il progetto regionale Culla Segreta. 6 voti contrari, 21 favorevoli, tra i quali, e sta forse proprio qui l'aspetto che ha suscitato le reazioni più forti, quello della capogruppo PD Carla Padovani. A confermare il sì dell'esponente Dem alla mozione, una nota del movimento femminista, non una di meno, presente tra i banchi del pubblico durante la votazione e che al momento del voto non hanno nascosto il loro disaccordo, venendo poi allontanate. Durissime le reazioni degli esponenti PD che chiedono alla capogruppo Padovani di scusarsi, altri addirittura ne chiedono le dimissioni. L'approvazione della mozione rappresenta un simbolico e concreto grave passo indietro rispetto alla legge 194. La capogruppo PD evidentemente non ha la consapevolezza del proprio ruolo di rappresentante del Partito Democratico, afferma Barbara Pollastrini, vicepresidente del Partito Democratico. La destra a Verona ci riporta al Medioevo con una mozione in Consiglio Comunale che dichiara la città a favore della vita e implicitamente contro le donne. Le parole del segretario veneto del PD Alessandro Bisato. Sono esterrefatta e schifata che a Verona la capogruppo PD abbia votato una mozione contro la legge 194. Va bene gli appelli all'unità, ma se l'unità deve essere un fritto misto, un mettere insieme questo e quello, io non ci sto. Così Monica Cirinnà. Altrettanto duro il segretario Dem Maurizio Martina. La legge 194 a difesa delle donne e della maternità consapevole non si tocca. Chi vuole ricacciare il paese nel passato degli aborti clandestini deve sapere che tutto il PD si è battuto e si batterà sempre per difendere questa conquista di civiltà a tutela della libertà e della salute delle donne. Intanto la capogruppo PD in Consiglio Comunale a Verona, Padovani, si difende dalle accuse e spiega la sua decisione. La vita, dice, è valore universale e non di partito. Ho votato secondo coscienza. Sulla legge 194 non mi sembra che il PD abbia una linea chiara. Non mi aspettavo, conclude, tutte queste polemiche. Adesso a Venezia, perché chi pensava che l'odissea dei problemi del Mose fosse finita si sbagliava. C'è un altro capitolo e ce lo racconta da Venezia Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia per le ultime novità sulla tormentata vicenda del Mose, novità che, tanto per cambiare, sono tutt'altro che positive. Questa nuova rogna che è emersa riguarda le cerniere del Mose, sono componenti fondamentali di quest'opera che in fase di progetto dovevano durare più di 100 anni e invece pare che dureranno soltanto 14 o 15 anni. Questo almeno dice il Registro Navale Italiano, che è la massima autorità nazionale in materia di sicurezza marittima, in un rapporto datato 28 settembre, una relazione tecnica chiamata relazione di secondo sopralluogo e di stima della vita residua dei meccanismi del Mose. Si parla di cerniere che sono già state installate in alcuni casi 4-5 anni fa, per cui tra 9 anni sarebbero già da sostituire con costi, tanto per cambiare ancora una volta, proibitivi. Questa ispezione era stata chiesta dal provveditore alle opere pubbliche Roberto Linetti perché alcune perizie già avevano certificato
corrosione e problemi di usura in alcune parti di queste cerniere, le parti che tecnicamente si chiamano steli. E adesso bisognerà capire che cosa fare. Verranno naturalmente contestate alle aziende le realizzazioni di questi manufatti, le aziende dovrebbero poi sostituirle a loro spese, ma si tratta di qualcosa che sarà sicuramente complicato. Per il momento da Venezia è tutto. Grazie a Tommaso Stopa. Torniamo alla cronaca, andiamo a Treviso, all'aeroporto Canova di Treviso, dove una donna iraniana è stata arrestata perché aveva esibito un passaporto falso, ma ha raccontato agli agenti di essere una tennista professionista sfuggita dal suo paese dopo essersi convertita al cristianesimo. Ha esibito un passaporto falso ed è stata arrestata all'aeroporto Canova. Si tratta di una tennista professionista di 29 anni iraniana. La giovane è fuggita dal suo paese dopo essersi convertita al cristianesimo. La conversione dei musulmani in Iran è un reato che può essere punito con una pena che va da 2 anni fino alla condanna a morte. È arrivata nel nostro paese qualche giorno fa attraverso i Balcani. La decisione di scappare è maturata quando le autorità locali hanno iniziato ad effettuare dei controlli su di lei. Ha avuto paura ed ha preso assieme ad un'amica la decisione di lasciare per sempre la sua patria e ricostruirsi una vita altrove. Un viaggio pagato 9.000 euro ai trafficanti che l'hanno portata prima in Turchia, dove le hanno fatto buttare via il cellulare in modo da non poter essere rintracciata, poi le hanno consegnato il passaporto falso. Quindi è arrivata in Italia, avrebbe dovuto imbarcarsi per Londra, ma è stata fermata ed arrestata all'aeroporto trevigiano dalla polizia. Processata per direttissima, è stata condannata a 4 mesi e 10 giorni di reclusione con pena sospesa. Ora ha chiesto asilo politico all'Italia. Ancora dalla Marca con la commozione a Conegliano per la scomparsa di Linda Sant, una ragazzina di 15 anni, una coraggiosa ragazzina che per 3 anni e mezzo ha lottato contro la leucemia. Oggi i funerali. Forse adesso Linda è in compagnia dei suoi amati lupi, dei suoi amati draghi, in quel regno della fantasia che l'appassionava tanto. Linda e i suoi 15 anni, 3 e mezzo dei quali passati a combattere con un nemico implacabile e subdolo, ma sempre con il sorriso. A chiudere per sempre gli occhi di Linda Sant, giovane e sfortunata guerriera di Susegana, è stata la maledetta leucemia che l'aveva colpita a 12 anni nella primavera del 2015. Una febbriciattola come tante, poi la diagnosi terribile. Ma non tanto da scoraggiare la famiglia di Parè di Conegliano, mamma Barbara, maestra di scuola primaria, fratello più grande Davide, sempre vicini a Linda, in ogni momento. Come Pepita, la gattina che da quando si è ammalata le è sempre stata accanto. In terapia intensiva da agosto Linda si è spenta a Padova. Qui, nel reparto di oncoematologia pediatrica, ha passato gran parte di questi 3 anni e mezzo di lotta con un trapianto di midollo osseo e poi purtroppo un alternarsi di problemi con il presentarsi di rigetto, infezioni e sofferenze. Eppure dava forza a tutti. Ha terminato le medie alle Brustolon di Conegliano e superato brillantemente anche il primo anno di liceo artistico all'Istituto Munari di Vittorio Veneto, studiando online e con l'ausilio di docenti presso la sua abitazione, quando non era seguita in ospedale da altri insegnanti. Tanto brava che gli stessi docenti l'avevano proposta per una borsa di studio. Linda era un'artista nata e quelle mani hanno prodotto piccole opere d'arte. A fine anno scolastico il liceo Munari ha esposto tra le migliori opere dei ragazzi create nel corso dell'anno anche il suo lavoro, una testa di drago e di lupo. L'anno scorso Linda ha consegnato anche una lettera chiusa a Don Fausto della parrocchia di Parè di Conegliano affinché fosse recapitata a Papa Francesco e il cui contenuto è conosciuto soltanto dal Santo Padre, il quale poi aveva garantito la preghiera e il pensiero per lei. Quella Linda è innamorata della fantasia e della natura, innamorata della sua famiglia e della vita. L'addio oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Parè, per congedarsi davvero da quel volto di sognatrice. La cronaca ancora, e torniamo a Padova, un'autofficina ben avviata, peccato che fosse completamente abusiva. Prezzi modici da amico all'officina auto Centro Africa di via Bernina 18. Ovviamente abusiva, senza nessun tipo di autorizzazione né commerciale né ambientale per lo smaltimento di olio usato e pastiglie dei freni. Poche decine di euro per il tagliando o il cambio dei pattini. La polizia locale di Padova, reparto di polizia giudiziaria guidato dal commissario Monica Kotar, mercoledì pomeriggio ha fatto irruzione nella proprietà privata, trovando all'opera 3 sedicenti meccanici, 2 nigeriani e un ghanese. L'officina non aveva magazzino, gli attrezzi e i ricambi erano infatti custoditi dentro a 2 vecchie macchine. Uno dei meccanici
Meccanici aveva in tasca ben 9.700 euro in contanti, quindi un'attività redditizia per i tre, che sono stati multati con ben 5.000 euro ciascuno e denunciati penalmente per occupazione abusiva di proprietà privata. Adesso l'allarme lanciato da Confartigianato Marca Trevigiana, ma che riguarda non solo i veicoli della provincia di Treviso, è un allarme lanciato dopo l'istituzione dei blocchi anti-smog nei vari comuni del Veneto. Ebbene, Confartigianato lancia questo allarme, ci sono oltre 173.000 in Veneto e 34.000 mezzi commerciali che rischiano di non poter transitare nei comuni veneti in cui è stata vietata la circolazione dei veicoli con motori diesel Euro 3. Sono centinaia di migliaia di automezzi che dovrebbero fermarsi in base alle ordinanze adesso Euro 3. Esattamente, secondo i dati di Confartigianato Marca Trevigiana sono 173.000 i veicoli veneti, di questi 34.600 trevigiani che rischiano di non poter accedere ai 16 comuni della regione, tra cui 7 capoluoghi di provincia e nella Marca Trevigiana anche Montebellune e Conegliano, dal 1 ottobre off limits ai veicoli diesel Euro 3. Sono quelli che fanno la distribuzione, che sia che non hanno fatto tanta strada, tanti chilometri e pertanto sono ancora in auge alle società. Voglio dire trasporto carburanti, voglio dire le betoniere, voglio dire autoboti frigo, camion gru. Adesso con questa normativa, questi automezzi che noi consideravamo a posto per il trasporto, questi automezzi non potranno più circolare. Questo in seguito all'accordo di programma sottoscritto dalle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia per la qualità dell'aria, poi tradotto nelle delibere comunali. Il provvedimento, spiega Confartigianato, interessa tutte le imprese che in modo diverso per svolgere la loro attività si spostano. Inevitabilmente, spiegano dall'Associazione degli Artigiani, si avranno un allungamento dei tempi di consegna delle merci e dei costi di trasporto. Adesso avremo dei buchi nella distribuzione. Il Veneto, contrariamente alla Lombardia, non ha fatto una politica di incentivi per tempo per riuscire a cambiare eccetera, prima ha fatto l'ordinanza e adesso farà qualcosa per dare gli incentivi. Quindi ci troviamo tutte le aziende impreparate a questo cambiamento. Per Confartigianato 2 le strade che le aziende potranno imboccare. Chi avrà la forza cambierà i mezzi. Chi non ha la forza per cambiare i mezzi cosa farà? Smetterà di fare il lavoro. Da qui l'appello alla regione di Confartigianato. Noi chiediamo che ci sia una politica di incentivi per riuscire a quelli che vogliono riuscire a cambiare i mezzi, quindi una buona politica di incentivi. La seconda cosa, rivedere le ordinanze. Torniamo a Venezia ora per parlare del caso dello sfregio a San Marco con il leoncino imbrattato, un leoncino che è stato ripulito, ci racconta tutto Ilaria Marchiori. Buongiorno da Venezia, sono stati completati in tempi record i lavori iniziati giovedì pomeriggio per ripristinare il leoncino di piazza San Marco imbrattato con la vernice rossa da 4 studenti. Per il recupero della scultura, che lo ricordiamo è stata realizzata nel 1722 da Giovanni Bonazza in marmo rosso di Cottanello, San Marco Group, leader nel settore delle pitture e delle vernici per l'edilizia professionale in Italia, ha messo a disposizione i propri prodotti, 2 nello specifico, un gel formulato per rimuovere gli imbrattamenti di smalto e vernice e un prodotto idrosolubile che crea una barriera superficiale e sacrificale per proteggere i supporti, riducendo l'assorbimento d'acqua e dello sporco senza alternarne la traspirabilità e dunque facilitando anche l'asportazione di successive scritte mediante una semplice pulizia con acqua calda. Dunque un intervento anche presupponendo che possa succedere nuovamente, anche se naturalmente si spera non accada più. Ricordiamo che una settimana fa il leoncino era stato imbrattato da questi 4 studenti, un gesto per cui 3 di loro si sono scusati con l'amministrazione, addirittura in 2 sono andati dal sindaco e poi rendendosi disponibili in qualche modo a riparare il danno anche facendo lavori di pubblica utilità, naturalmente a titolo gratuito. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, noi ci fermiamo un istante per la pubblicità.
Rieccoci in studio, in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Parliamo della donazione del sangue in Veneto. Il dato del sangue donato dagli stranieri è troppo basso, secondo l'Avis regionale, che lancia un appello. Il Veneto è la terza regione d'Italia per numero di studenti stranieri. I nuovi cittadini rappresentano il 10% della popolazione, circa 485.000, e l'11% dei contribuenti IRPEF. Il 2% è un donatore di sangue. Una percentuale molto bassa rispetto invece alla presenza di stranieri nel Veneto. Da questi numeri l'Avis regionale prende spunto per fare un focus e lanciare un appello. Gli obiettivi sono due: il primo è che vadano a donare sangue perché anche gli stranieri si ammalano e quindi hanno bisogno di sangue, poi il sangue non ha colore e quindi che provenga ovviamente da italiani o da non italiani, il sangue è sempre lo stesso e ce n'è assolutamente bisogno per loro e per noi, e quindi questo è un obiettivo che noi ci diamo, un appello che lanciamo. Il secondo è che questo aiuta a includere, perché così ovviamente si capisce che siamo tutti ovviamente nella stessa comunità e ciascuno deve dare quello che può dare, e il sangue è un piccolo gesto che può invece aiutare delle vite ovviamente non perdere le vite. Sull'argomento si sono già scatenate non poche polemiche, ma l'Avis rassicura la cittadinanza. Noi non entriamo nel merito ovviamente di come regolare i flussi di immigrazione, perché non è compito nostro. Sicuramente noi sappiamo che gli immigrati ci sono, esistono, sono regolari, e perché regolari possono essere cittadini a tutti gli effetti, e la donazione di sangue li aiuta. Non c'è alcun problema riguardo alla sicurezza. Ahimè, io chiedo agli immigrati di venire a donare di più proprio perché ci sono meno donazioni. Ma perché? Perché i controlli sono molto più accurati. Lo stesso ritorno a casa degli immigrati è un momento nel quale ci saranno delle sospensioni, perché ovviamente magari vanno e sono in luoghi dove ovviamente magari ci sono delle malattie, bisogna essere più attenti. Tra i donatori di origine straniera si fa spazio anche la comunità islamica. Ci sono diversi anni che abbiamo avuto degli incontri nei nostri centri culturali e nelle moschee con le Avis regionali, locali, che spiegano e ci chiedono di partecipare a queste donazioni. Ancora la sanità, dopo che l'anno scorso il virus che ha colpito anche i Veneti è stato particolarmente aggressivo, la regione si attrezza per far fronte alla influenza in arrivo. 900.000 dosi di vaccino acquistate, circa 100.000 in più dell'anno scorso, e un siero quadrivalente in grado cioè di coprire più ceppi del virus che colpirà tra non più di un paio di mesi i Veneti. La regione si prepara all'immancabile arrivo dell'influenza, che l'anno scorso fu particolarmente pesante, oltre 300.000 i malati, e sulla scorta di quell'esperienza che spingerà molti più cittadini a vaccinarsi, ecco che Regione e ULSS si attrezzano a fare i conti con il nuovo virus. Senza allarmismi, rassicurano dall'azienda sanitaria trevigiana. In ogni caso noi sappiamo che l'influenza di anno in anno è costituita da dei ceppi virali che mutano, per cui i vaccini devono essere ovviamente modificati anno dopo anno. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto ogni anno, e cioè vaccinare le persone a rischio, cioè le persone con età superiore ai 65 anni e tutte le persone con patologie croniche, che sono più suscettibili rispetto ad altri di ammalare. Così da evitare complicazioni e ricoveri. Il picco dell'influenza è previsto per metà dicembre, inizio gennaio, quindi il periodo migliore per vaccinarsi è entro la fine di novembre. Anche quest'anno noi stiamo predisponendo la campagna vaccinale come ogni anno, e per la quale noi consigliamo tutte le categorie a rischio di cui parlavo prima di effettuare la vaccinazione. Adesso andiamo a Crocetta del Montello a conoscere Daniela Bernardi, che ha deciso di festeggiare un anniversario davvero particolare, i suoi 55 anni di convivenza con il diabete. È da festeggiare perché sì, sono qui, e anche per i diabetici novelli, futuri, perché insomma 55 anni di diabete, ne ho 59 e insomma mi sembra ancora di ragionare bene e star bene. Daniela Bernardi, 59 anni, di Ciano del Montello, ex parrucchiera, ora in pensione, il prossimo 14 ottobre festeggerà insieme ad amici e parenti i suoi 55 anni con il diabete e le 80.200 dosi di insulina salvavita. La torta per questo anniversario speciale è già stata ideata, verrà creata sulla falsariga di questo cartellone, pensato dalla stessa signora Daniela con l'aiuto del marito, al posto delle candeline gli aghi delle iniezioni di insulina che ha conservato. Di sicuro sono di più
più, perché durante il giorno qualche volta c'è qualche correzione, ma io ho contato quelle basali. È di legno, deve durare tanto, perché dopo devo fare la festa anche di 100 anni di diabete. Allegria contagiosa la sua, una grande voglia di vivere perché, dice la signora Daniela, nonostante il diabete nei miei 59 anni ho fatto quello che volevo. Ricorda ancora bene quando le venne diagnosticata la malattia, era il 9 ottobre del 63 e lei aveva appena 4 anni. Avevo 87 e allora bevevo dalla damigiana perché ho bevuto l'acqua dei piattini delle piante. Insomma, alla fine ho bevuto sulla damigiana e a lei una bella sbornia, 3 giorni di coma, e lì mi hanno diagnosticato a Castelfranco, l'ospedale Castelfranco, il diabete. Dopo 3 giorni di coma la bimba si riprese. Ecco le foto di allora con la piccola Daniela vestita con il saio che la signora conserva ancora di Sant'Antonio al quale la mamma aveva fatto un voto. Furono altri gli episodi nei quali la signora cadde in coma diabetico, riuscendo sempre a riprendersi e a ricominciare. E anche per questo ci spiega che voglio festeggiare per lanciare un messaggio a coloro ai quali è stato diagnosticato il diabete. Volersi bene se stessi. È possibile convivere con il diabete? Sì, sì, sì. Anche perché mio marito non è geloso. Dello sport, il basket, domani l'avvio del campionato di basket, in A2 inizia l'avventura del DeLonghi Treviso che quest'anno, mai come quest'anno, vuole la promozione in A. È il primo esame e quindi con tutti i punti interrogativi che ci sono nel momento in cui vai all'università e fai un esame senza sapere quelle domande che ti verranno fatte. Il paragone calza a pennello, la Treviso del basket è all'università, quella che può portare alla laurea, vedi alla voce promozione in A. Anche perché ai nastri di partenza si presenta tra le favorite assolute assieme a Verona, Udine e l'eterna rivale Fortitudo Bologna. Una squadra rinnovatissima e rinforzata, un team ambizioso. Dopo un'estate di preparazione sarà anche l'esordio di coach Max Menetti e per di più al Palaverde. La rosa c'è. L'infermeria è svuotata ad oggi, nel senso che anche Uglietti ha fatto ormai quasi 3 allenamenti completi insieme alla squadra senza vari problemi. Mancherà solo Giovanni Tomassini, ma diciamo così che è assolutamente un'assenza preventivata. Di fronte Ferrara e le sue incognite. È una squadra allenata da un allenatore che l'anno scorso gli ha completamente svoltato la stagione perché li ha trascinati praticamente ai playoff. Hanno sicuramente il grande capo della squadra che è Michael, che ha preso una decisione credo ben chiara volendo rimanere nella società dove aveva giocato gli anni precedenti. In mezzo hanno italiani interessanti a passare da Panni a un Fantoni molto coinvolto perché in questo precampionato è stato veramente molto coinvolto dalla squadra ed è un giocatore molto importante, quindi insomma tecnicamente di frecce a loro disposizione ne hanno tanti. Si comincia in casa e per coach Menetti si deve dare un primo segnale importante proprio sul parquet amico. Comincia la corsa e il traguardo è alla portata. Dovremmo cominciare a respirare l'aria di casa, a fare in modo che l'energia e la determinazione siano le cose su cui costruire le nostre partite in generale, ma soprattutto casalinghe. Siamo in chiusura, io vi ricordo un appuntamento importante della nostra programmazione perché si avvicina l'anniversario del 9 ottobre, un anniversario che tutti i veneti ricordano ovviamente, il 9 ottobre del 1963 con la tragedia, il disastro del Vajont. Allora domani sera alle 21:40 andrà in onda su Antena 3 proprio uno speciale dedicato al Vajont, una nostra produzione che ripercorre il dramma, ha costato la vita a quasi 2000 persone la notte del 9 ottobre 63. Interviste, voci, ricordi nel dolore dei sopravvissuti. Da non perdere domani, ore 21:40, è lo speciale documentario sulla tragedia del Vajont. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Peggiora il tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 6 ottobre. Sul Veneto una perturbazione sarà responsabile di una spiccata instabilità. Il cielo risulterà molto nuvoloso e spesso coperto, con temporali via via più diffusi e localmente anche di moderata intensità, specie durante le ore serali. Temperature minime comprese tra 12 e 15 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 16 e 22 gradi circa.
Diamo ora uno sguardo alla situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità, il maltempo interesserà anche la nostra regione. Molte nubi sin dal mattino, con piogge diffuse un po' su tutti i settori e localmente anche forti, specie sulle aree costiere e durante le ore notturne. Temperature minime tra 14 e 16 gradi. Valori massimi compresi invece tra 15 e 20 gradi circa. Vediamo infine che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, il peggioramento coinvolgerà anche la nostra regione, dove sono attesi fenomeni temporaleschi via via più diffusi col passare delle ore, ma in lieve attenuazione durante la notte. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 24 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.